Sindaco, il suo viaggio di ieri a Palermo che l'ha portato a incontrare l'assessore Chinnici, che cosa ha portato effettivamente per Favara? Buoni frutti direi, perché abbiamo trovato grande sensibilità da parte della dottoressa Chinnici, che è la dirigente dell'assessorato alle autonomie locali, e devo dire anche del direttore generale dello stesso dipartimento, che è la dottoressa Giammanco. Con l'occasione mi ha accompagnato l'onorevole Nino Bosco, che ho ringraziato e che ringrazio di nuovo, che ci ha procurato questo incontro, e assieme a lui abbiamo esposto alla dottoressa Chinnici qual è la situazione attuale di Favara. Le abbiamo chiesto un aiuto concreto, un intervento a favore di Favara. Devo dire che lo ha accolto, non ha quantificato esattamente la somma che ci verrà data, perché tutto ciò che ci darà eventualmente passerà attraverso la conferenza Regione Autonomie Locali, e quindi in questo senso aspetteremo una risposta concreta sul quantum e sul quanto temporale di questa richiesta. Io ho appena preparato una nota con allegate tutte le ordinanze che ho inviato già all'assessorato, quindi ieri abbiamo avuto l'incontro, oggi già abbiamo spedito le richieste. Noi chiederemo 1 milione di euro per interventi di natura tecnica e tecnica, per interventi di natura economico-sociale in favore dei bisognosi e delle famiglie sfollate. Poi vedremo quello che ci darà la dottoressa Chinnici, però sicuramente la ringrazio perché è stato un incontro proficuo e ci fa ben sperare.